quando nel 1804 Napoleone Bonaparte emanò le prime norme per la risistemazione di tutta la questione delle sepolture. Era un periodo particolare, ma quello che venne poi chiamato Editto di Saint-Cloud venne poi applicato al Regno d'Italia pochi anni dopo, nel 1806. Questo causò non poche divergenze e soprattutto creò una situazione molto particolare, poiché da secoli si seppelliva all'interno delle chiese e vi erano appunto i sepolcri sia per le diverse categorie economiche e commerciali che per i diversi stati delle famiglie, era un pochettino difficile pensare che improvvisamente si potesse arrivare a delle sepolture così in una zona che secondo l'editto doveva essere una zona scelta in area salubre perché proprio si potessero seppellire le persone senza più avere il problema delle sepolture all'interno delle chiese. Da secoli le sepolture erano all'interno appunto delle creazioni ecclesiastiche, delle istituzioni religiose e quindi si avevano suddivisioni particolari. Vi era il sacello per i presbiteri, per i bambini, per le donne, per gli uomini, soprattutto per le attività economiche, quindi marinai e pescatori. Il problema che si creava era poi nell'estate, quando l'odore che emanava da queste sepolture rendeva molte volte intollerabile la presenza all'interno delle chiese. Tanto che nelle nostre zone vi erano delle associazioni, delle comunità, che erano proprio incaricate periodicamente della pulitura, di ripulire queste fosse che erano sotto il pavimento della chiesa, per poter poi eliminare questo odore buttando calce e soprattutto eliminando i resti delle ossa che venivano poi buttati da altre parti. Con il 1806 si crea quindi una situazione diversa che però la gente immediatamente non comprende. Secondo una tradizione si riteneva che se non si era seppelliti all'interno della chiesa l'anima non avrebbe potuto salire al cielo direttamente. Quindi molte volte, i primi tempi, avvenne il fatto che molti seppellivano la persona secondo le nuove normative all'interno del nuovo cimitero edificato nelle colline, ma nottetempo mandavano qualcuno a recuperare il cadavere perché venisse, dopo averlo trafugato dalla sepoltura, segretamente e nascostamente seppellito all'interno della chiesa. Questo avvenne per molto tempo, fino a quando sia le norme sia appunto le punizioni, le multe che venivano comminate portarono le persone a capire quanto fosse importante avere, oltre alla casa per i vivi, una casa sicura e serena per i propri defunti. Siamo qui adesso a vedere la parte storica del cimitero di Lavagna, cimitero che fu creato appunto in conseguenza dell'emissione di questo editto napoleonico in un terreno a Castagni che apparteneva ai marchesi Franzoni. Era molto più piccolo e la parte più antica di questo cimitero ci richiama proprio un rapporto particolare tra i nostri vivi e i nostri defunti. Partire per viaggi, il cui esito era una scommessa e il tempo di ritorno un'alea nel volere del destino, faceva parte dell'essere capitani, patroni, uomini di mare e di commercio in terre lontane. Il momento del commiato aveva un che di scaramantico.
Si lasciavano la casa, gli affetti, le attività, dopo aver richiesto una speciale protezione divina che facesse ritornare un giorno. Ma non per tutti il rientro era garantito. Incappare in tempeste di mare, essere predati dei beni, morire in terra straniera o divenire schiavi dei pirati barbareschi erano possibilità messe nel conto dei pericoli di viaggio. Così la gente di Liguria ha sempre avuto un rapporto particolare con la morte, preparandosi ad essa con l'appartenere a confraternite dedicate alla preghiera per i defunti. Nel pianificare il viaggio della vita si pianificava anche quello della possibile morte, iscrivendosi alle confraternite i cui membri avrebbero pregato per l'anima del defunto in relazione a quanto questi aveva offerto in denaro durante la sua vita. Era possibile che la notizia della morte giungesse alla famiglia anche anni dopo l'evento e talvolta ne mancava la certezza. Dicono che anni fa sia morto in Oriente per mano dei pirati, o di lui non si seppe più nulla. Recitano alcune relazioni su defunti e il non ritorno definitivo diveniva certezza che sostituiva la speranza. Così, l'ultimo viaggio terreno doveva essere accettazione del distacco definitivo. Per questo era uso coprire gli specchi nella casa, affinché l'anima del defunto non si rispecchiasse. Al momento del trapasso, le finestre di casa venivano aperte per aiutare l'anima a salire al cielo e poi subito richiuse affinché questa non ritrovasse la via di casa. Il letto veniva disfatto nel giorno del funerale, segno che ormai non vi era più posto nella casa tranne in quello speciale periodo dell'anno che trovava la sua esplicazione nel detto Anemmu i morti in Echamman. Era uso infatti che nel giorno dei defunti la donna più anziana della casa, alle 4 del mattino, facesse alzare tutti i membri della famiglia recitando la frase. Si rifacevano i letti cambiando le lenzuola e talvolta si lasciava qualcosa di pronto in tavola prima di recarsi alla messa, perché si riteneva che nel giorno dedicato al ricordo dei morti questi potessero tornare a dormire nel loro letto. Nel cimitero monumentale di Lavagna, la casa dei morti spesso riprende quella che era la dimora in vita. Molte delle tombe sono edificate con gli stessi marmi che ornano i pavimenti d'ingresso dell'abitazione e nelle cappelle talvolta si potevano vedere soffitti decorati come quelli della casa, segno della continuità di un rapporto espresso anche nella precisione dei dettagli che si notano nelle sculture. In un territorio colpito a fine Ottocento dall'alta mortalità infantile, le statue dei bambini mostrano, oltre alla pietà del simbolismo col fiore reciso e la porta accostata, tutto l'affetto e il desiderio di un perenne ricordo nella realizzazione dei particolari. Abiti, calzettoni, scarpe e pizzi danno ancora l'illusione della vita. Ove non vi siano fotografie, i busti e le statue sono l'immagine precisa del defunto, con le rughe dell'età, i gioielli più cari, i paramenti o gli attrezzi della professione esercitata. La precisione dei dettagli è legata alla particolare attività di scultura in marmo che rese Lavagna famosa nel mondo, sia per gli altari scolpiti
che per sculture spedite nelle diocesi e all'estero. Abituati da secoli a cavare l'Ardesia e a trasportare marmi di Toscana, gli abitanti di Lavagna ben presto da semplici lapicini divennero scultori, quando l'opificio dei fratelli Repetto iniziò l'attività nella seconda metà dell'Ottocento. Sotto la guida del capo scultore Medardo Borrelli, nel 1898 è indicato come ornatista il giovane Tommaso Sanguineti, che sarà in seguito direttore e progettista nel laboratorio di marmi a lui pervenuto col titolo di Sanguineti e Bianchi. Convinto che per avere ottimi scultori fosse necessario impartire lezioni di disegno capaci di far emergere il senso artistico nelle giovani maestranze, dal 1898 insegna nella scuola serale di disegno voluta dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. Molte delle opere realizzate dal Sanguineti e dai suoi allievi abbelliscono il cimitero monumentale di Lavagna, dando alla pietra scolpita un senso di realtà. Anche le fiamme scolpite in marmo si piegano in questo cimitero aperto ai venti di mare. I busti e le statue commemorative che si ammirano oggi nel cimitero di Lavagna raccontano la vita di cittadini che si impegnarono per la crescita del proprio paese e per la difesa dei più poveri. Molte delle persone sepolte fecero importanti donazioni a favore delle istituzioni morali di assistenza o impegnarono l'esperienza lavorativa nell'aiuto fraterno. Così il medico dottor Luigi San Michele, che per tutta la vita si dedicò ai poveri dell'ospedale di Lavagna, di cui fu a lungo presidente, e donò sempre la propria retribuzione per curare i poveri ricoverati. Come il medico, molti altri si adoperarono per migliorare condizioni di vita, proponendo collette e raccolte di fondi ai parenti residenti in Sud America. Ogni famiglia ebbe infatti membri che avevano fatto fortuna nelle Americhe e che, giunti alla vecchiaia, avevano scelto di tornare nel paese di origine raccontando ai posteri la propria storia attraverso il monumento funebre. I monumenti mostrano non solo il potere economico, ma anche l'impegno politico e le ideologie. Così è per Francesco Ravenna, farmacista che per anni donò le medicine all'ospedale dei poveri, ma poiché era un fervente mazziniano, fu ricordato nel monumento che raffigura Giuseppe Mazzini col libro dei diritti e dei doveri. Se le tombe abbellite di ornamenti raccontano di vite particolari, legate al Risorgimento e all'Unità d'Italia, altre semplici lapidi, spoglie e spesso dimenticate sono segno del percorso umano attraverso gli avvenimenti europei. Così è per la vicenda umana di Cornelius Winterbottom, sepolto nel cimitero di Lavagna. Cornelio nasce nel 1859, in un periodo storico particolare per i rapporti tra Occidente e Oriente. Nasce a Mosca, dove i genitori sono stati inviati in quanto esperti tessitori a preparare e favorire la crescita della nuova attività economica voluta dallo zar Alessandro II. Cornelius e le sue sorelle nascono quindi tutte in Russia, ma all'età di circa 15 anni ritorna, lasciando i genitori, ritorna in Inghilterra, dove va a vivere presso la nonna. Qui sia lui che le sorelle divengono tutti esperti in tessitura, lavoratori nel velluto, lavoratori nella seta.
Cornelius rimarrà a lavorare appunto a Oistram fino a quando nel 1905 Eugenio Sciaccaluga presenta all'amministrazione di Lavagna la domanda per installare un cotonificio. La domanda viene accolta e si comincia a preparare sia le pratiche che il materiale e il territorio. Gli edifici sono costruiti con le tecniche più moderne, ma i macchinari vengono acquistati dall'Inghilterra. E come già un tempo l'Inghilterra aveva fornito i macchinari per la Russia degli zar, così fornisce i macchinari per la nuova gestione in Italia di queste attività economiche che dovrebbero portare un grande risultato e un grande aumento della produzione e del lavoro. La produzione italiana dei macchinari non è ancora capace, non è ancora pronta, e quindi dall'Inghilterra assieme ai macchinari giunge Cornelius, il quale muore in Lavagna nel 1909 mentre era residente temporaneamente qua. Molto diversa dalla sua storia è la storia di un'altra figura che è sepolta in Lavagna, che è Lazzaro Cozzo. Lazzaro Cozzo attraversa un periodo storico molto lungo e molto particolare. Nasce prima del periodo della Rivoluzione francese, vede tutto il periodo napoleonico e la sua vita giunge fino all'Unità d'Italia. È un contadino genovese che però aveva sempre avuto la passione per la ricerca e per lo studio delle variazioni delle varianti che si potevano ottenere dal Gran Turco. Per le sue ricerche, per il suo lavoro, per i suoi tipi di produzione, viene premiato a Parigi nel corso di una manifestazione internazionale. Lazzaro Cozzo si trasferisce in Lavagna, dove acquista la casa e le terre nella piana. Però lui e la moglie, non avendo figli, decidono di lasciare tutti i loro beni al comune, alla municipalità lavagnese, affinché venga costruito l'ospedale, che sarà l'ospedale per i poveri e il primo ospedale in Lavagna dopo la distruzione di quello che erano i resti dell'ospedale medievale.